Sabato notte decessi in centro a Trieste, 3 persone soccorse in coma etilico, grande dispiegamento di forze dell'ordine, super lavoro per i sanitari del 118. Una manovra errata all'origine forse di un incidente tra un SUV tedesco e uno scooter nel primo pomeriggio a Barcola, ferito il giovane rider, polizia locale sul posto. Nuove province alla prova dell'Aula da domani. L'assessore Roberti, ridiamo voce ai cittadini, ma le opposizioni attaccano, contenitori vuoti. Piazza Carlo Alberto in festa per il nuovo campo da basket, firmato Jordan, è la terza struttura realizzata dalla Pallacanestro Trieste. Cavaliero, bello lavorare assieme. Va in scena a Miramare fino al 12 luglio il nuovo spettacolo estivo del Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, Miramare Mystery, per la regia di Davide Calabrese. Buonasera dal telegiornale di Tele4 e ancora buona domenica. È stato un sabato notte di eccessi in centro a Trieste, 3 le persone soccorse in coma etilico, grande dispiegamento di forze dell'ordine, di vigilanza e super lavoro per tutti gli operatori del 118. Vediamo il servizio. Malori e coma etilici in una città gremita di persone, in particolare nelle zone della movida cittadina. È stato un sabato notte molto impegnativo per il personale del 118 e delle forze dell'ordine per numerose richieste di intervento per problemi legati per lo più all'abuso di alcol. I casi più gravi: 3 persone sono state soccorse dai sanitari perché in coma etilico. Un uomo di 48 anni è stato trovato in stato di incoscienza su una panchina in piazza Garibaldi e un'ambulanza lo ha portato a Cattinara. Poche ore dopo, in via Torino, anche un giovane di 26 anni ha accusato un grave malore a causa dell'eccessivo consumo di alcol. Anche lui è stato soccorso dal personale sanitario e ricoverato a Cattinara. Soccorso in coma etilico anche un 32enne nella zona delle Rive. I soccorritori impegnati senza sosta per tutta la notte descrivono una città affollata e presidiata da gran dispiegamento di forze dell'ordine tra la Polizia di Stato, dei reparti speciali antisommossa in servizio al reparto mobile di Padova e di Torino, gli antisommossa dei Carabinieri di Gorizia, la Polizia Locale di Trieste e gli steward urbani della ditta GIS. Ancora cronaca, incidente nel primo pomeriggio oggi a Barcola, all'altezza del civico 271 di Viale Miramare. Un potente SUV Mercedes GLE con targa tedesca ha centrato lo scooter Honda SH125 di un giovane rider italiano che nell'impatto è caduto rovinosamente a terra. È successo poco prima delle 14:30. Sul posto è dapprima intervenuta una pattuglia della polizia stradale, subito dopo anche le 2 pattuglie della polizia locale in servizio da metà giugno in modo continuativo a Barcola, sia per effettuare controlli antidegrado, violenze e spaccio, sia proprio per far fronte al recente aumento degli incidenti stradali in quella zona. Gli operatori hanno messo in sicurezza l'area, evitando il formarsi di ingorghi. Il giovane scooterista è stato portato in ambulanza a Cattinara e le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli agenti indagano sulle cause dell'incidente, che dalle prime ricostruzioni sarebbe stato provocato da una manovra errata del SUV. In questo caso è stato provvidenziale il potenziamento della vigilanza scattato all'inizio della stagione estiva sull'intero lungomare di Barcola, dalla Pineta fino al bivio, da parte della polizia locale con il nucleo interventi speciali e il reparto motorizzato. Inizia domani in Consiglio regionale il percorso per l'approvazione del disegno di legge per la creazione delle nuove province elettive in Friuli Venezia Giulia. Vediamo. Approda in aula domani e martedì il disegno di legge 86 sulle nuove province. La maggioranza trova la quadra dopo le tensioni interne con una serie di emendamenti condivisi e l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti ufficializza l'accordo politico che amplia il trasferimento delle competenze e fissa un percorso più strutturato prima delle urne previste nel febbraio del prossimo anno. Le province sostanzialmente già ci sono, si chiamano EDR, enti di decentramento regionale, svolgono già delle funzioni che allora una volta erano attribuite alle province. L'unica differenza che c'è è che in questo momento sono rette da un direttore generale, cioè da una persona che il cittadino non conosce, che il cittadino non può giudicare, che il cittadino non può mandare a casa se ritiene che quelle competenze siano state svolte in un modo errato. Quello che vogliamo fare noi è semplicemente ridare voce al cittadino e fare in modo che il cittadino possa scegliere
possa scegliere e dare un voto a chi ha governato bene e un voto pessimo a chi ha governato male e ha gestito male quelle funzioni importantissime. Parlano invece di un contenitore vuoto le opposizioni. Il disegno di legge dimostrerebbe la mancanza di coraggio della Giunta sul riassetto istituzionale del Friuli Venezia Giulia. È mancata una visione, dicono gli esponenti del centrosinistra, e prima ancora è mancato il confronto col mondo politico e la società civile. È soprattutto un discorso che non è stato chiarito. Le competenze, noi andiamo a ripristinare le province con delle vecchie competenze che sono state assunte di fatto già dagli EDR, cioè da quegli enti che si occupano comunque di edilizia scolastica, di viabilità e di poche altre cose che adesso dovrebbero chiamarsi di fatto province. Cioè non facciamo finta di fare cose nuove restaurando cose vecchie. Un'alleanza tra generazioni per proteggere gli anziani fragili e per tutelare il loro patrimonio ed esperienze. È l'appello del Vescovo di Trieste, Enrico Trevisi. Vediamo. Monsignor Trevisi, uno degli argomenti che lei tocca molto spesso è proprio quello dell'isolamento, in cui rischiano di precipitare, e delle volte purtroppo precipitano, molte persone, soprattutto le persone anziane. Sì, per cui è una responsabilità di tutti invece creare legami, occasioni e opportunità. Serve un'alleanza che coinvolge un po' tutti gli ambiti e tutti i settori. Nel mio intervento faccio un po' di esempi anche concreti. Se parliamo di generazioni che si incontrano, occorre davvero investire anche sul volontariato dei giovani e dunque in un'alternanza scuola-volontariato che alcune scuole recepiscono anche come davvero una risorsa, altre fanno un po' più fatica. Occorre fare in modo che non ci siano troppe burocrazie che impediscono agli anziani che hanno la quantità di tempo per mettersi in relazione, ma che tengono lontani invece, e faccio qualche esempio, proprio perché non riescono a stare al passo di tutti questi ambiti. Serve affrontare che non ci può essere un'attività se continua a crescere la povertà degli anziani. Questi come potranno inserirsi attivamente ed essere così portatori di risorse se fanno fatica a sopravvivere? Ecco, allora esempi che dicono che ci sono delle barriere architettoniche ma che sono anche le barriere a volte dei nostri cuori che ci impediscono di lavorare insieme, perché ogni persona sia una risorsa anche quando ha dei limiti, ma riesce ad attivare risorse belle in tutta la comunità. Solidarietà, gentilezza, cordialità, mettersi insieme e così via. Quante risorse anche i nostri anziani possono darci se offriamo le occasioni. Da Trieste ci spostiamo per un attimo a Gorizia. Si è concluso in settimana il percorso partecipato di incontri con la cittadinanza per la realizzazione per la stesura del nuovo piano regolatore comunale. Il sindaco Rodolfo Ziberna traccia un bilancio ai nostri microfoni. La Gorizia del futuro nascerà da un percorso partecipato a più livelli. Da un lato la collaborazione rafforzata dalle esperienze della Capitale Europea della Cultura con la vicina Nova Gorizia, dall'altro il coinvolgimento dei cittadini con una serie di incontri quartiere per quartiere che si è conclusa questa settimana nel Rione Centro. Nella predisposizione del piano regolatore generale due sono stati passaggi importanti. Anzitutto un processo che è stato avviato ormai anni fa. Un piano regolatore generale parla anche di traffico, parla di scuole, parla di viabilità, parla di ciclabilità, sono tante cose che compongono il piano regolatore che deve tener conto, ma il primo approccio straordinario è stato quello che noi abbiamo coinvolto anche tramite il GECT, la vicina Nova Gorizia. Ovviamente ci sono competenze diverse, il Consiglio Comunale di Gorizia da una parte, il Consiglio Comunale di Nova Gorizia, però siamo usciti dal luogo comune, le due città che crescono insieme, per entrare davvero ad usare lo strumento principe della crescita, cioè il piano regolatore generale condiviso dalle due città. Il secondo elemento qualificante è che ci siamo rapportati con i cittadini e abbiamo presentato ai cittadini quella che è la nostra immagine di Gorizia futura e abbiamo chiesto ai cittadini: lo condividete, non lo condividete, avete le proposte? Perché è ovvio che qualunque cosa viene proposta da qualcuno, è ovvio che ci sono tanti altri punti di vista, altri interessi, aspettative, esigenze, no? Che sono percorsi diversi, sensibilità
caratteristiche diverse di cui bisogna tener conto. Alcune volte non si può tener conto, altre volte invece riusciamo a fare sintesi. Perciò io penso che davvero sia un momento straordinario di grande partecipazione dei cittadini. Era quello che volevamo, perciò è una ragione per cui esprimere grandissima soddisfazione. È stato inaugurato ieri pomeriggio con una bella festa nell'area verde di Piazza Carlo Alberto il nuovo campetto da basket con il logo di Michael Jordan, terzo passo del progetto in città della Pallacanestro Trieste. Vediamo. È inaugurato il campo PCA Piazza Carlo Alberto. È stata una festa inaugurare il nuovo campo da basket con il logo di Michael Jordan nel giardino di Piazza Carlo Alberto. È il terzo recuperato in città dalla Pallacanestro Trieste dopo quelli di Valmaura e Borgo San Sergio. Anima del progetto Daniele Cavaliero, che ha ringraziato Edilmaster per averlo costruito e anche tutti i presenti alla festa. E lavorare di concerto è la cosa più bella del mondo, lavorare insieme è la cosa più bella del mondo, nelle squadre, nei club, nelle istituzioni e nella nostra città. Molto sentito anche l'intervento del general manager di Pallacanestro Trieste, Michael Arcieri. È stato un percorso così, come la vita, come la squadra, quest'anno, questi 4 mesi, ma invece c'è sempre stato Daniele Cavaliero che è il motivo che siamo qui e tutto è fatto. E non sto dicendo solo perché lavoro con lui ormai è sempre stato un fratello. Allora, ma la cosa bellissima, e lascio voi con questo, è che qui oggi, nel 2026, c'è Daniele Cavaliero, un mito. Io sono sicuro che qui oggi, non so, c'è qualcuno che sarà il prossimo, alla prossima Daniele Cavaliero, e che avrà una vita bellissima con quella palla, solo perché c'è questo campo o quello a Valmaura o Borgo San Sergio, è per quello che facciamo questa cosa. Allora, grazie mille Daniele, a tutti voi e godetevi il giorno. Grazie. Un pensiero speciale è andato a Mitia Gasparo, il 24enne morto in un incidente stradale nel 2014, a cui è stato dedicato il campo. Gli spettacoli, ora in scena a Miramare fino al 12 luglio, il nuovo spettacolo prodotto dal Teatro Stabile che tinge di giallo le storie del castello e del parco. Il direttore dello Stabile Valerio ha affidato all'autore Enrico Lutman la drammaturgia dell'inedito Miramare Mystery, portato in scena per la regia di Davide Calabrese da una compagnia d'attori numerosa e fresca. La recensione di Umberto Bosazzi. Che posto! Prendete la storia di Massimiliano e Carlotta, affidatene la riscrittura ad Enrico Lutman, assicuratevi la regia di Davide Calabrese in grado di inserire un magistrale McGuffin per legare gli episodi che compongono il plot. Ecco servito Miramare Mystery, il nuovo spettacolo estivo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia che fino al 12 luglio condurrà gli spettatori lungo il Parco del Castello, in quella che in realtà è una versione riveduta, aggiornata e corretta di luci e suoni, affidata ad attori in stato di grazia chiamati ad interpretare una serie di personaggi che raccontano Miramare e i suoi illustri proprietari per far luce sulla sparizione di un fantomatico gioiello. La prosa di Lutman è preziosa e consente per esempio a Maria Grazia Ploss di ricamare con autorevolezza e grazia il personaggio della sarta, a Francesco Godina di seminare momenti di commozione nel ruolo del giardiniere e a Maurizio Repetto di storicizzare la voglia sopita di avventura. Completano il cast Giacomo Albites Cohen, Caterina Truci, Zoe Pernici, Sebastiano Caruso, Giulio De Santi, Martina Galletta, Federica Paola Garbarini, Davide Rossi e Matilde Savorosi. Lo spettacolo, si diceva, resta in scena per un totale di 16 repliche e col passare dei giorni certamente si velocizzeranno i passaggi che legano i vari momenti, disposti come tradizione a seguire un percorso narrativo circolare. Sarebbe in ogni caso importante aprire un dibattito sul futuro di queste produzioni, che a nostro avviso potrebbero e dovrebbero caratterizzare una parte più consistente della programmazione estiva del teatro e del parco, per diventare un appuntamento ancora più fruibile dai turisti e dagli stessi triestini. Importante anniversario per lo studio radiologico Gortan che ha festeggiato i 100 anni d'attività. Vediamo.
proposito è quello proprio di rimanere al fianco del cittadino triestino e poterlo accompagnare per i prossimi anni avanti al massimo delle nostre possibilità. Quando celebra un compleanno importante, una realtà come lo studio radiologico Gortan, volendosi immaginare nel futuro, ha la propria storia a disposizione. Il dottor Giovan Battista Bellis, titolare dello studio, ha pertanto le idee chiare. Rimanere sempre all'avanguardia nella tecnica, di aver sempre un'estrema cura nella scelta dei professionisti che vi lavorano dentro per poter affiancare continuamente e continuare ad affiancare la popolazione triestina per tutti quelli che sono i loro bisogni di salute in sostanza. Nei giorni scorsi al ridotto de Sabat del Verdi lo studio Gortan ha celebrato i primi 100 anni di attività con una serata che ha inteso raccontare un simile traguardo sotto più punti di vista, avendo sempre presente uno dei segreti di tanta longevità. Usando sempre una metodologia di lavoro d'avanguardia e una tecnologia sempre d'avanguardia per poter dare alla città un servizio che fosse realmente unico ed efficiente. Roberto Morelli, presidente del Generali Convention Center, ha raccontato lo studio Gortan come esempio di azienda solida ed efficace. Il professor Mauro Giacca ha indicato come la radiologia andrà ad evolversi nei prossimi decenni, fino ad immaginare lo studio Gortan al compimento dei 2 secoli. La serata, chiusasi con il saluto ai dipendenti dello studio, è stata contrassegnata anche dagli interventi istituzionali del sindaco di Piazza e degli assessori regionali Scoccimarro e Roberti. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento invece con l'informazione su Tele4 torna domani mattina puntuale alle 7 con Sveglia Trieste. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata.